Siamo tipo un pochino a Palmanova. Sì, questo è l'Instagram e da che altra parte c'è la realtà, ossia tipo le piramidi egizie. Ah, ecco cos'era, lo strumento per ficcare i pali. E non ti dico nel distributore automatico della farmacia in merito al ficcare qualcosa, cosa non ho visto prima. Queste sono le caserme dove un tempo i nazifascisti tenevano i prigionieri, li torturavano. E non per sminuire l'evento, qui davanti hai un parcheggio tattico dove mettere il camper proprio nelle mura di Palmanova. Guarda, ti insegno una cosa nel rispetto alle altre persone: se non devi attaccarti alla corrente, cazzo stai nell'area camper che rubi spazio a chi ha bisogno, hai capito? Pensaci a ste robe. Diamond light, lover boy, we move in space with minimum waste. Guarda, sono veramente soddisfatto dei miei giocattoli nuovi, una maniera incredibile. Allora, questo qui dell'acqua intanto non sgocciola né lì, ok, dove c'è l'attacco col mio filtro, né qui, per carità gli ho cambiato gli o-ring che sono le guarnizioni di questo tappo perché anche quelle facevano perdere. In più questo strafante riduce la pressione, quindi non ritorna fuori l'acqua da qua a meno che non sia proprio pieno. Guarda, zero acqua, zero di zero, è praticissimo e in camper non spande acqua. Ah, fenomenale, cioè 1000 volte meglio la gomma che avevo prima, quella estensibile. Porco cane, che era sempre sporca di terra, di cose, mamma mia. Qua massima igiene, massima praticità, non pesa nulla, non occupa nulla, fantastico. Io ho dato tipo 15 euro, 20 euro, cos'era? Approvi gatto orbo, approvi questo elemento? Guarda qua, gamberetti e rucola. Chissà se anche qua hanno il pizzaiolo che si rifiuta di fare un abbinamento del genere. Qua non mi andrà mai giù quella frase. non è che tutto può essere da mangiare. Eccola, l'ho fatta proprio apposta, gamberetti e rucola, proprio perché l'avevo ancora dentro e i vecchi del canale sanno la storia del gamberetti e rucola. Guarda che bello il camper della Volkswagen, hai visto? Però già che occupa un posto in area camper poteva attaccarsi alla corrente. Cosa? Ma non può essere tutto cibo, Gioia, è una ciotolina che ha messo lì. Guarda ragazzo, i piccoli segni di civiltà del Friuli, e lo dico da non friulano, io sono veneto, non sono friulano. Oltre alle infinite aree camper con concorrente gratuite, ci sono i sacchettini per i cani ovunque, ma non è il fatto dei suoi sacchettini, è che sono pieni, sono sempre pieni, cioè capisci? È quello il punto. Anche a noi ci sono, ma sono sempre vuoti e nessuno mai li ricarica. Con il bel panorama, mentre Alessia mi racconta le sue schifezze da femmina. Così è la vita, ragazzi. Senti. Poveri vecchi. Poveri vecchi. City lights and business nights when you require streetcar desire or higher heights. No place for beginners, a sensitive heart. Immancabile tappa, l'albergo abbandonato preferito di Alessia. La quale... Dai, cos'è che hai trovato, Gioia? E i libri non erano così e ce n'erano anche là. Ce n'erano anche qua. Lì c'è una cacca di qualche animale sopra il quadro, vedi? Sul foglio. Vabbè. Non so, c'è qualcosa che non è uguale. No, non ti quadra. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth. Uga! Ciao Uga! Come andiamo? Andiamo bene, Andiamo bene? Come andiamo? Andiamo bene? Andiamo bene, come andiamo? Andiamo. Face to face, each classic case. We shadow box and double cross, yet neither chase. A license to love, insurance to hold. Moods are
He's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, Western Maine. Across the north and south to Key Largo, love for sale. Ok ragazzi, occhio il famoso uccello rimbalzino, come piace a me, attenti, non ha coda, non ha becco, perché lo trovo zoom, è rotondo, cioè lui rimbalza, non vola, rimbalza, eccolo là, è una pallina da tennis con un ciuffetto, che sarebbe la coda. Mamma mia, guarda che seppa che là sto bue qua, madonna, guarda che sguardo, guarda che occhi, Dio povero, era Giuseppe a dire, mi non so sta. Ecco qua, ovviamente ogni volta prima di andare via dobbiamo controllare tutto, se no Alessia non è contenta, ma io le ho detto probabilmente come noi sono entrati anche dei ragazzi a fare, diciamo, i video o comunque a esplorare, hai capito, l'albergo abbandonato, insomma, ecco, l'ho detto. Noi ci eravamo già entrati più volte, però ho detto, se troviamo organizziamo una buona compagnia, facciamo tutto, anche i sotterranei, le stanze, tutto. Da soli così, no, non si sa mai. Non si sa mai. Parla quello che ha visitato gli alberghi abbandonati in Ungheria, bellissima. Sì, buongiorno. Vuol un spritz. Sì, mi dica cosa le faccio. Bellinzona 10 ottobre 2017. Cioè, per siccome non mi bastava il Cristo, so qua che il gatto straoccio di gatto orbo. Oggi ragazzo è il giorno di Natale e siccome Alessia mi dice sempre che lei è Grinch, ossia che detesta le festività, le tradizioni imposte via discorrendo, io la accontento sempre. Siamo nel parcheggio del parco San Floriano e tu forse ti ricorderai che è stata una delle primissime puntine girate con Scarusso. Cosa c'è che mi guardavi così strano? Stu cane, maronna. Anche questa è una sosta fenomenale, cioè non un punto di arrivo, una cosa da pianificare come viaggio assolutamente, ma come sosta è un bel 10 lode anche questa. Ora forse te casserà un filo di musichetta mentre te guardi a cavaretta. Ciao! Sì, lo so, tu... Dai, vieni, non farla timida! Ah, Dio! Un cane timido! Porco cane, dai, ti mostriamo il gatto piuttosto. Ecco, guardate il gatto. Guarda, e tu? Sembra anche molto bella l'osteria, si chiama Osteria Lana, dove quella volta avevamo trovato il pavone, ti ricordi, all'entrata. In sostanza, stringi, c'è il parcheggio per il camper, comodissimo e silenziosissimo la notte, c'è proprio in mezzo ai campi. Dopodiché per i bambini hai, guarda, questo enorme parco, perché alla fine questo è solo l'entrata e l'ingresso, tutto è gratuito. E in stagione ci sono tanti animaletti da fattoria, in stagione giustamente, adesso è inverno, è Natale. E poi hai anche l'osteria. Ok, da tavolo dei nonni, questo voglio vedere. Pensa, il piccolo parco giochi è anche illuminato, quindi mentre tu ti stai alcolizzando a merda puoi scaricare qui i bambini soli al loro destino. I've got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling. Niente, tutta nel ciglio perché dopo lei cade. Quindi veramente no, sempre, non riesco a capire. Sempre. Via ad Alessia
che a Natale, per i motivi, bisogna essere tutti più buoni. E quindi non bisogna arrabbiarsi se lei mi dice hai il riso, che bisogna fare il riso con radicchio. Io faccio, sì che ho il riso. Un basmati. È sempre il riso, Non viene fuori uno schifo. no. Ma sì, dai, prova anche tu il riso basmati ai radici. Cioè, più mi allargo il camper e più faccio strade strette, deve essere una specie di regola. Aspetta che non sbatto qua in sinistra. Stiamo facendo tutte piccole giustine. Adesso siamo alle sorgenti del Gorgazzo, erano già state puntinate tanti anni fa. È una sorta di cava, di laghetto che arriva molto molto fondo, dove sono morti molti esploratori che provavano ad andare sempre più in giù. È pericoloso, è stato pericoloso. Io non dico niente, se no poi si incazza, però continuo a non capire come mai per scendere dal camper e fare una tappa di 10 minuti io ci metto 1 minuto e lei ce ne mette 40. Non riesco a capire questa storia. Si andava a fare il bagno meridionale? No, come si dice, quelli che vanno a esplorare, gli esploratori. È un Natale a tappe. Adesso ti porto a far vedere velocemente Porto Buffolè. Quello no, non l'hai mai visto nelle puntine. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and the new one just begun. Ah no, ma questo praticamente non ha detto chiuso per festività, chiuso per motivi familiari, significa che gatto ca, cioè gatto ca serar, pa star con la famiglia a mangiare pandori, a buffarsi, eccetera. And so this is Christmas, I hope you have fun. Ecco il regalo che mi ha fatto Alessia. The old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and the poor ones. The world is so wrong and so